trovato in mattinata nel Bellunese da Longarone al capoluogo, con lui il governatore Zaia che mette sul piatto autonomia e Olimpiadi, pieno appoggio a Cortina Milano, dice Mattarella. Sull'autonomia lavorano governo e Parlamento. Prima della cerimonia nel Teatro Comunale di Belluno la visita al cimitero delle vittime del Vajont. Mattarella chiede scusa a nome dello Stato, ma ricorda anche la Repubblica fu una vittima di chi contribuì a quella sciagura. Ancora una maxi operazione contro la criminalità mafiosa in Veneto, retata contro l''ndrangheta, 33 arresti, riciclaggio di denaro sporco, estorsione e usura sono alcuni reati messi in luce dall'inchiesta. Un enorme masso precipita dalle cime sopra San Vito di Cadore, sfonda un rifugio a 1580 metri di quota, l'unica dipendente presente è uscita pochi istanti prima dell'impatto. Caro ladro, io mi difendo, inizia così la lettera di un sacerdote ai fedeli, un sacerdote che non condanna chi imbraccia le armi e si difende. Tubercolosi in una classe del Trevigiano, altre 80 persone sottoposte al test per verificare eventuale positività. Il direttore generale dell'ULSS 2 dice focolaio sotto controllo. Continua senza sosta la corsa solidaria per il piccolo Gio, 250.000 euro raccolti grazie al cuore dei Veneti per la costosa operazione in Florida. Stasera la mamma Erika a 20 e 10. Telespettatori di Antenna 3, buonasera e ben trovati l'edizione del Veneto dei nostri telegiornali. In primo piano un'ampia pagina sulla visita del Capo dello Stato, Sergio Mattarella, nel Bellunese. Abbiamo seguito una lunga edizione straordinaria questo evento, la prima parte a Longarone, per ricordare le vittime del Vajont, e poi nel Teatro Comunale di Belluno per parlare anche della devastazione della montagna. Con lui, accompagnarlo passo dopo passo in queste due tappe, il governatore del Veneto Luca Zaia, che, come promesso nei giorni scorsi, ha messo sul piatto anche autonomia e Olimpiadi. Un suo conterraneo nel 49, Don Sturzo, diceva: sono unitario ma federalista impenitente. Grazie. La stretta di mano, lo sguardo d'intesa, la pacca sulla spalla, seduti fianco a fianco in prima fila al Teatro Comunale di Belluno. E quella richiesta di autonomia che emerge inevitabile davanti al Capo dello Stato. Sergio Mattarella visita la montagna e lo fa accompagnato in ogni passo dal governatore del Veneto Luca Zaia, fin da subito in elicottero a sorvolare Longarone e quel Vajont che ancora grida giustizia, passando per le tante troppe lapidi dei morti di un 9 ottobre indimenticabile, quello del 1963, per arrivare all'ottobre più vicino, la montagna devastata che scorre nelle immagini in teatro. Io sono molto legato a questa provincia, alle sue montagne, che ho frequentato di continuo durante la mia ormai lunga vita. Prima con il Presidente abbiamo sorvolato le valli del Cadore. Dicevo al Presidente: guardi, da queste terre che sono impervie, che sono difficili, sono partiti molti veneti, molti bellunesi, molti cadorini, sono andati in giro per il mondo, ma non a riempire le galere, ma a farci onore, ad essere rispettati. E come aveva promesso, Zaia non si lascia scappare la possibilità di dirlo apertamente, quello che da tempo la montagna e il Veneto chiedono. Ma guardi, questa comunità la si può aiutare velocemente con 2 o 3 operazioni molto semplici. Una che è quella dell'autonomia. E è una partita che noi non consideriamo irrispettosa, è una partita che consideriamo assolutamente rispettosa della legge, lo abbiamo fatto, come lei ben sa, nell'alveo della Costituzione, ma è la volontà di iniziare un percorso nuovo per questo Paese. L'altra partita è assolutamente rappresentata dalle Olimpiadi. Mi perdoni, non è la lista della spesa, ma è la volontà di dire che queste sono delle assolutamente grandi opportunità per noi. La risposta arriva subito, a partire dall'autonomia. Ci sono problemi di cui stanno occupando governo e Parlamento, sui quali io quindi non posso esprimermi, ma posso farlo sulle Olimpiadi, Presidente Zaia, che considero Olimpiadi e considero un'occasione di grande importanza, non soltanto per 2 regioni e 2 città protagoniste, ma per l'intera Italia. Le assicuro tutto il sostegno e l'appoggio possibile. Autonomia dribblata, ma secondo Zaia non troppo. Non mi aspettavo nulla di più rispetto all'autonomia, visto e considerato che è una materia dove la minima dichiarazione rischia di essere vissuta come un'ingerenza. Diciamo che ci siamo ed è fondamentale che comunque il Capo dello Stato non abbia mai detto fino ad ora che siamo fuori strada. Ben venga la presa di posizione unica sulle Olimpiadi, perché questo ci dà ancora più forza, visto e considerato che la comunità internazionale sa che c'è una squadra, ma anche con il Capo dello Stato che sostiene a pieno titolo tutta questa partita. Questo era l'epilogo della mattinata, una mattinata che però era iniziata con le emozioni del Vajont. Ecco.
La deposizione della corona in memoria delle vittime, alcuni minuti di preghiera davanti alla croce. È una visita composta e silenziosa quella del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella al cimitero monumentale di Fortogna per commemorare le 1917 vittime del Vajont ad oltre 55 anni dal disastro. E poi il breve incontro lontano dalle telecamere con i sopravvissuti e i parenti delle vittime, un momento del quale lo stesso Presidente parla poco più tardi nel Teatro Comunale di Belluno, sottolineando come la tragedia del 9 ottobre del 63 sia frutto delle responsabilità umane e non ci si possa limitare al cordoglio. La Repubblica è in qualche modo responsabile di quanto avviene nel suo territorio e quindi ha motivo di scusarsi con chi ha sofferto le conseguenze di disastri di questo genere. Ma la Repubblica è anche, al contempo, vittima anch'essa delle scelte e dei comportamenti di coloro che hanno concorso a causare immani sciagure come quella. E io, rappresentando la Repubblica, nel porgere con fatto questa mattina le scuse a quei rappresentanti, mi colloco accanto a chi avverte il dolore di venuti in mani e tra coloro che ne conservano la memoria. Chiede scusa per quella strage il Capo dello Stato a nome della Repubblica Italiana, con delle parole che resteranno nella storia di questo territorio. Penso che questa visita non la dimenticheremo, perché comunque ha dimostrato tutta la vicinanza del territorio di montagna, ne ha apprezzato ovviamente la bellezza, ma ha compreso le difficoltà che ci sono e ha dato la sua piena, mi pare, disponibilità a cercare di darci una mano per quello che ovviamente a lui è consentito, ma penso che quello che ha detto resterà un po' scolpito nella storia un po' di questo territorio. Parole che si mescolano ai ricordi di chi quella tragedia immane ed annunciata l'ha vissuta sulla propria pelle, magari senza riuscire a parlarne per decenni. Io sono stato travolto dall'acqua, sott'acqua, ho avuto la fortuna di non perdere i sensi, di raccogliere anche la mamma. Poi non sapendo che la mamma poteva essere un qualunque detrito, quindi ci siamo salvati, il papà ci ha aiutati a tirarsi fuori dai detriti e quindi sono uno dei fortunati. Stavamo guardando anche la partita, qualcuno, mancata la luce, mancata tutto, e dopo il Dio portavano sui morti, su, oh che roba, colpa dell'uomo, perché il monte Toc faceva Toc. Ancora prima che cadesse, sa, toc, da noi vuol dire, sai, toc. Marcio. Sì, marcio. Adesso l'altra grande notizia della giornata, oltre alla visita del Capo dello Stato, e cioè che ancora una volta la scoperta che ci sono radici profonde della criminalità organizzata nel Veneto, dopo l'inchiesta, la maxi inchiesta della Camorra, un'altra poderosa inchiesta delle forze dell'ordine, la Guardia di Finanza, la Procura, i Carabinieri, questa volta nel mirino la 'ndrangheta. Un altro colpo alle infiltrazioni nella nostra regione. I Carabinieri di Padova e i finanzieri del Comando Provinciale di Venezia, coordinati dalla Procura Distrettuale Antimafia di Venezia, hanno eseguito 33 ordinanze di custodia cautelare nel clan calabrese dei Cutresi contro un'organizzazione di matrice 'ndranghetista che operava in Veneto. L'indagine è iniziata da una serie di tentativi che sono stati perpetrati nei confronti di imprenditori, soprattutto con minacce, anzi con dei maltrattamenti sia di mariti e mogli che erano amministratori delegati e che effettivamente poi venivano colpiti, venivano assoggettati a quella che era la violenza da parte di questa diramazione di grande racre. Complessivamente sono 14 persone arrestate con ordine di custodia cautelare, 13 agli arresti domiciliari e poi altre misure differenziate fra l'obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria e l'obbligo chiaramente viene interdetta l'attività imprenditoriale per altre 6 persone. Eseguite una cinquantina di perquisizioni, fra Treviso 2 le persone coinvolte tra arresti e provvedimenti, così a Vicenza una decina a Padova, poi Belluno, Rovigo, Reggio Emilia, Parma, Milano e Crotone. 6 le persone coinvolte nel veneziano tra arresti e provvedimenti. Le accuse sono di associazione per delinquere di stampo mafioso, articolo 416 bis, estorsione, violenza, usura, sequestro di persona, riciclaggio, emissione e utilizzo di fatture per operazioni inesistenti.
I membri di spicco del clan sono Nicolino Grande Aracri, arrestato con dote di crimine internazionale ricevuta da Antonio Pelle, referente per il Crotonese, succeduto ad Antonio Ciampà, nonché capo crimine della Calabria centro-settentrionale. Durante l'operazione Camaleonte sono stati eseguiti anche numerosi sequestri per un valore complessivo di 20 milioni di euro. In gran parte c'era un uso strumentale delle imprese, perché le imprese appunto venivano utilizzate per far convogliare del denaro frutto delle attività illecite commesse sul territorio, farlo emergere attraverso delle condotte di riciclaggio. L'obiettivo della criminalità organizzata era riciclare denaro e acquisire capacità di ricchezza. Alcune attività sono state aggredite fisicamente. Si indaga anche su un sequestro di persona. È la, diciamo così, continuazione di quelle che noi intendiamo essere poi le estorsioni, quindi ti portano via dalle aziende, ti fanno vedere che effettivamente non ritorni a casa e che allo stesso tempo, se non paghi i tassi su RAI, anche non rimetti quelli che sono i denari che realmente ti hanno prestato, a quel punto non ritorni a casa. Lo aveva detto il giorno dell'inchiesta sulla Camorra, lo ha ribadito oggi il procuratore di Venezia Bruno Cherchi. Qui non si tratta più di infiltrazioni ma di presenze radicate. Questa è la terza attività di indagine grossa che viene fatta nel Veneto nell'ultimo periodo, che coinvolge ormai 3 province, quindi non possiamo più solo parlare di mere infiltrazioni, anche perché queste attività di indagine, che sono durate un po' di tempo, hanno dimostrato una stabilità organizzativa e di struttura che fa pensare ad una presenza costante. Una presenza costante dunque in Veneto da un lato, ma controllabile dall'altro, sostiene il procuratore, grazie al solido tessuto sociale. Non dobbiamo pensare a una struttura uniforme e unitaria, ma dobbiamo invece pensare a della criminalità organizzata che usa dei sistemi di carattere che sono quelli previsti poi dalla legge nei vari territori e quindi con le particolarità del territorio. Questa operazione arriva a poca distanza da quella con Guardia di Finanza e Polizia, che ha visto l'arresto dell'ormai ex sindaco di Eraclea Mirko Mestre. La Guardia di Finanza sta lavorando in maniera molto intensa per cercare di tutelare il territorio economico della regione Veneto, che è un territorio assolutamente florido, pieno di iniziative, di imprese del tutto oneste e coerenti, insomma, che pagano le tasse, che devono essere protette da tutte le forme di criminalità, non solo quella organizzata come quella dell'operazione di oggi, ma in genere da tutti coloro che utilizzano magari i capitali di illecita provenienza per poter fare una forma di concorrenza sleale sul territorio. Torniamo in montagna, una tragedia sfiorata, un enorme masso precipitato con una frana di sassi staccatisi dalle cime sopra San Vito di Cadore ha colpito e sfondato stamani il rifugio Scotter Palatina, 1580 metri di quota. Non si sono registrati fortunatamente feriti, è stato un miracolo perché l'unica dipendente presente, oggi era il primo giorno di chiusura degli impianti a San Vito dopo la stagione invernale, ebbene l'unica dipendente presente è uscita dal rifugio davvero pochi istanti prima dell'impatto ed è rimasta incolume. Ecco le impressionanti immagini. La roccia del peso di diverse tonnellate ha sfondato il tetto e devastato la parte posteriore della struttura. La tragedia della strada adesso, mentre si viene a scoprire che il giovane alla guida dell'auto dove stavano 5 ragazzi a San Pietro in Gu 2 notti fa e dove è morta la ragazza 18enne Greta Luison era al volante ubriaco, un'altra tragedia della strada, questa volta nel Vicentino. Montebello Vicentino, tragedia della strada, ad intervenire SUEM i carabinieri su chiamata di un automobilista. A perdere la vita Davide Fabris, 47 anni, l'uomo alle 5:30 del mattino in sella alla sua bici elettrica si stava recando al lavoro nell'azienda di raccolta rifiuti Chiampo Ambiente quando, percorrendo il via lungo Chiampo, è entrato in collisione con la Volvo di un 31enne, anche lui diretto al lavoro. Un urto violento, il 47enne ha sbattuto la testa sul montante del parabrezza morendo sul colpo. L'automobilista, tornato sui suoi passi dopo l'impatto, dovrà rispondere di omicidio stradale, posti sotto sequestro i 2 mezzi e sottoposto ai prelievi tossicologici e alcol test il conducente della Volvo, predisposta l'autopsia del 47enne ciclista.
Nel frattempo arriva una nota degli industriali e torniamo a parlare dell'inchiesta sull''ndrangheta. A meno di un mese dal blitz contro i casesi, la procura antimafia e le nostre forze dell'ordine hanno portato allo scoperto un altro gruppo criminale. A loro va il ringraziamento di tutto il sistema imprenditoriale veneto per il costante impegno nella lotta contro la criminalità organizzata. Le parole di Matteo Zoppas, presidente di Confindustria Veneto. Dibattito di questi giorni dopo il sì alla Camera è anche sulla legittima difesa. A intervenire è anche un parroco, questa volta un parroco padovano che difende la legittima difesa. Anche di essere cristiani, forse è meglio anche rendersi conto che siamo umani e anche cittadini, e quindi abbiamo a che fare anche con la nostra fragilità che ci porta comunque ad avere anche istintivamente certe reazioni di fronte anche a casi di pericolo, di paura concreta. Non sono in linea con il porgi l'altra guancia o ama il tuo nemico, ma credo invece che la pazienza abbia un limite. Scrive così nel bollettino settimanale ai suoi fedeli Don Marino Ruggero, parroco della chiesa di San Lorenzo d'Albignasego. Il tema è quello della legittima difesa. Il sacerdote commenta quanto accaduto ad un prete di Perugia che dopo l'ennesimo furto ha annunciato di voler imbracciare la carabina qualora i ladri si ripresentassero in canonica. Io credo che restare lì impassibili e dire ma sì dai pazienza lo perdonerò non sia così automatico e facile per nessuno, neanche meno per un prete. Insomma, caro ladro, se entri in casa mia io mi difendo, scrive nel suo editoriale che firma il Marin che rugge. Il parroco si dice favorevole alla nuova legge sulla legittima difesa. E noi riteniamo anche come preti tante volte che i più deboli siano quelli che vanno a rubare perché ne hanno bisogno, e tante volte invece ci rendiamo conto che chi ha davvero più bisogno è proprio chi ha il diritto di essere prima di tutto difeso, e se uno non è difeso a un certo punto deve anche arrangiarsi a difendersi in qualche modo. In parrocchie e fuori dalla canonica telecamere di sorveglianza e allarme, in zona circolano spacciatori. Don Marino però non ha armi, ci confessa. Ora non ho nessuna arma, io so di preti che ce ne hanno, quindi li hanno nel comune, non li so, li conosco, quindi alla fine ma sono anche quelli che predicano del perdono facilmente, dopo alla fine ecco la coerenza dove va. Ma comunque vabbè, io non ho nessuna arma, però ripeto, in ogni caso mi difendo. Con quello che avrò, che quello che ho, ma so anche difendermi, insomma. A un certo punto, quando vedo che anche qualcuno viene qui per chiedere la carità, ma lo chiede in maniera violenta e anche minacciandomi in certi modi, anche perché la vuole, la esige, se non con le buone ma anche con le cattive maniere, io gli dico chiaro tondo, sta bene attento, insomma, perché comunque sì, anch'io potrei reagire, insomma. Troppo buonismo, dice il parroco, non aiuta. Dobbiamo essere in linea, in sintonia con il Vangelo che ci predica certi valori e ci predica il perdono, la misericordia, l'accoglienza verso tutti, eccetera, eccetera. Però, ripeto, dobbiamo anche renderci conto, anche noi come preti, che dopo non riusciamo a gestire quello che noi predichiamo, perché la realtà di oggi, specialmente in questi tempi, ci porta a non più avere il sufficiente controllo di quello che tante volte vogliamo mettere in pratica. Com'è la situazione del focolaio di tubercolosi nell'Opitergino Mottense? Lo sapremo dopo la pubblicità. Migliore. Rieccoci in studio in diretta, il telegiornale del Veneto, dunque parliamo degli aggiornamenti sui 2 casi di tubercolosi in una scuola dell'Opitergino Mottense, siamo nella Marca Trevigiana, altre 80 persone sottoposte al test. Non creiamo allarmismi perché veramente non c'è diffusione, non c'è nessun rischio. Il direttore generale Benazzi invita ad evitare allarmismi dopo i 2 casi di tubercolosi registrati in una scuola primaria dell'Opitergino Mottense. Nell'istituto proseguono gli accertamenti volti ad escludere eventuali ulteriori possibili casi di malattia. Altri 24 bambini venuti in stretto contatto con la maestra, a cui è stata diagnosticata la TBC, sono stati sottoposti al test Mantoux insieme ad una 60ina di dipendenti della scuola. Sono invece risultati tutti negativi, familiari della stessa insegnante. Intanto il bambino, il primo a cui è stata diagnosticata la malattia, è stato dimesso ieri e sta proseguendo la terapia a casa. La maestra, risultata inizialmente positiva al test Mantoux e alla quale è stata riscontrata la tubercolosi con i successivi accertamenti, si trova ricoverata nell'unità operativa di malattie infettive del Cafoncello. Verrà avviato anche per lei il percorso terapeutico, il quadro clinico resta importante.
Nel frattempo continuano gli approfondimenti radiologici sui compagni di classe del bambino colpito da tubercolosi. 20 alunni su 21 infatti sono risultati positivi. Basta un contatto minimo, ecco, e quindi di conseguenza si crea una reazione, quindi si crea la difesa dell'organismo. Assolutamente questo è normale, succede a tutti. Io credo che comunque il fatto poi che non ci sia stata un'infezione che ha colpito tutti sia già un segnale importante. E poi vediamo a capire com'è la situazione invece delle vaccinazioni obbligatorie dopo il giorno in cui mancava qualche ora per eventuali proroghe sulle certificazioni. Al via ufficialmente da oggi le sanzioni previste dalla normativa sulle vaccinazioni obbligatorie in caso di mancata presentazione dei documenti richiesti, sospensione per nidi e materne o multe per le scuole dell'obbligo. I presidi si sono presi ancora qualche giorno per valutare i certificati ricevuti, ma al momento non sembrano esserci situazioni particolari. Io non ho avuto da nessun dirigente scolastico informazioni su problemi particolari, bambini lasciati a casa. Permane una sacca di Novax concentrata nella zona della Castellana e dell'Asolano, cui un bambino non vaccinato e i cui genitori non avrebbero provveduto a presentare i documenti richiesti sarebbe rimasto fuori dalla scuola materna. Si tratta di casi isolati, spiega la dirigente scolastica Sardella, che aggiunge poi come a Treviso ci siano state famiglie che hanno tergiversato, ma che alla fine o hanno regolarizzato la propria posizione o preferito tenere i figli a casa. Una scelta, quest'ultima, che interessa una trentina di famiglie in Veneto, come ha evidenziato la FISM, che conferma che al momento la situazione è comunque tranquilla. L'ULS 2 fa sapere che una decina di famiglie i cui figli non erano vaccinati in questi ultimi giorni ha fissato un appuntamento per iniziare l'iter. Questa mattina poi a Treviso riunione tra i presidi, è stata l'occasione per fare il punto con qualche dirigente scolastico che avrebbe chiesto informazioni sui documenti necessari per procedere alla sospensione degli alunni non in regola. Presidi che si trovano a fare i conti anche con un drastico calo delle iscrizioni. Per il prossimo anno scolastico infatti ci saranno circa 600 alunni in meno nelle scuole primarie. Purtroppo le riduzioni riguardano non solo magari le zone più di periferia o magari dove i plessetti sono più piccoli, ma una riduzione si è avuto anche nelle scuole della città. Un problema che, stando alle nostre stime, spiega la dirigente scolastica, tra qualche anno interesserà anche le scuole superiori. Al momento le difficoltà maggiori si registrano appunto alle elementari, con una situazione che non è delle migliori per gli studenti. Comporta che o alcuni plessi non riescono a fare la classe perché sono inferiori al numero di 15 alunni, che è il minimo, oppure addirittura si vanno a creare classi chiamate pollaio o comunque con un numero elevato di bambini, perché altrimenti dovrebbero essere mandati via. D'ora la corsa solidale per il piccolo Joe, un altro traguardo importante per i fondi raccolti, un appuntamento speciale ieri in diretta. 205.000 euro, più della metà della cifra necessaria a sostenere l'operazione in Florida per permettere al piccolo Joe di correre e camminare come i suoi coetanei. Un traguardo che mamma Erika ci ha comunicato al telefono con una commozione infinita, felice e incredula, ma ancora più forte, perché si è resa conto di non essere sola, di lottare accanto a tante persone che la stanno sostenendo. Siete tutti voi telespettatori che affiancate il nostro gruppo Media Nord-Est in questa gara di solidarietà per Giovanni e la sua famiglia. Una famiglia che è stata protagonista della puntata del lunedì dei Veneti Schiacciati, ospiti di Mirella Tuzzato. Cosa è successo nella tua vita? Pensavi mai di trovare e di vedere tanta solidarietà, Erika? No, io ci speravo, ma non l'avrei mai pensato di trovarla, perché al giorno d'oggi ci fa fatica a credere in queste cose, perché ci sono tante anche fregature. Esatto. Però io quando ho iniziato tutto questo ho detto ci voglio mettere oltre al cuore anche la faccia io, e ci voglio mettere anche Giovanni e tutta la mia famiglia. E infatti ad ogni manifestazione, ad ogni evento, in qualsiasi momento noi corriamo, perché vogliamo proprio essere presenti anche nella parte organizzativa di tutte queste cose. Un grande esempio, quello a cui stiamo assistendo tutti, rinnovato anche domenica al mercante, dove sono stati raccolti altri 1.000 euro con gli ormai famosi biscotti di Joe, e la corsa a quota 400.000 continua serrata.
E proprio durante la puntata dei Veneti Schiacciati, colpo di scena, perché a sorpresa il piccolo Joe e la sorellina Miriam hanno portato a mamma Erika fiori e cioccolatini per festeggiare il suo compleanno, un compleanno condiviso con tutta la tribù del nostro gruppo televisivo. Tanti auguri a te, tanti auguri a te, tanti auguri a Erika, tanti auguri a te. Bravissima! Perché questa sera, eccolo Gio che si sente. Auguri di cuore da tutti noi. Tutto il gruppo Media Nord-Est supporta questa corsa solidale, allora da Veneti Schiacciati, da Rete Veneta ad Antena 3, questa sera 20:10 ci sarà proprio Erika Molinarolo e parlerà della corsa solidale per il piccolo Joe a 20:10. E adesso vi lascio alle previsioni del tempo, grazie per averci seguito, arrivederci. Ben ritrovati al meteo. L'alta pressione regalerà alle nostre regioni ancora una giornata soleggiata ma con qualche occasionale disturbo. Vediamo la situazione nel dettaglio. Sul Veneto avremo un tempo asciutto e stabile, tanto sole ovunque, con cielo al massimo poco nuvoloso. Dal pomeriggio non si esclude qualche piovasco sui monti del Bellunese. Temperature minime tra -2 e 5 gradi, massime in lieve calo, comprese invece tra 9 e 12 gradi circa. Spostiamoci ora sul Friuli Venezia Giulia. Prevale il sole anche sulla nostra regione, tuttavia entro sera sarà possibile qualche precipitazione a carattere sparso sul Goriziano e sul Triestino, ma in genere di debole intensità. Temperature minime tra 2 e 6 gradi, massime comprese invece tra 11 e 12 gradi. Raggiungiamo infine il Trentino Alto Adige. Sulla nostra regione sarà soleggiato, il cielo si presenterà al massimo con presenza di poche nubi a carattere sparso. Temperature minime tra lo 0 e 1 grado, valori massimi invece intorno ai 10 gradi. Dal meteo di Antenna 3 è tutto, arrivederci al prossimo aggiornamento.